Direttore, un consuntivo sulla stabilizzazione dei precari, un lavoro che sta arrivando a conclusione con un iter abbastanza complesso. Se ci riassume quanti saranno le unità che provvederete a sistemare a breve? Sono circa 50 le persone che vengono stabilizzate e sono tutte persone che hanno acquisito esperienza, professionalità e competenza all'interno della nostra azienda. Erano precari, non lo saranno più e quindi è un motivo di gioia per tutti noi. Vi dico pure, ma come vi accennavo poc'anzi, che il 2022 sarà invece la stagione dei concorsi, dal 2022 in poi sarà la stagione dei concorsi, perché in questi giorni alla Regione dovrebbe essere approvata la nostra dotazione organica, quindi c'è un lavoro della direzione strategica e degli uffici che ha portato a un risultato per il quale siamo soddisfatti ovviamente, ma comunque alla fine abbiamo fatto il nostro dovere, non abbiamo fatto niente di particolare. Non si parla soltanto di dirigenti, ma anche sulla parte amministrativa? No, sono dirigenti e comparto, quindi abbiamo infermieri, abbiamo OS, abbiamo tecnici, abbiamo medici, abbiamo ingegneri informatici, abbiamo un bel po' di cose. Qualcos'altro verrà fatto nei prossimi giorni, perché gli uffici in questo momento diciamo che non hanno più il tempo di espletare le pratiche, perché vi ricordo che assieme a tutte queste cose che stiamo facendo c'è la corsa all'assunzione del personale per fronteggiare il Covid e ogni giorno cerchiamo medici, infermieri, personale OS, non si trovano, quindi alla fine tenti di fare tutto, però. Ecco, ci sarà un potenziamento in questo senso per le misure anti-Covid, mi riferisco anche alla tamponatura, insomma un po' al drive-in. Quali sono le novità in questo momento di grande emergenza? Allora, la provincia di Agrigento aveva due drive-in, una ad Agrigento e una a Sciacca. L'indicazione che abbiamo dato ai direttori di distretto è quello di farne altri 7, quindi Agrigento e Sciacca ne avranno 2 e 2, quindi raddoppieranno, e ce ne sarà uno per distretto. Queste cose non le facciamo noi da sole, ma le facciamo assieme alle amministrazioni locali, che hanno manifestato sempre la disponibilità e che poi dovranno preoccuparsi di garantire viabilità e sicurezza. I numeri continuano a salire, è una situazione che preoccupa. I numeri continuano a salire, la situazione diciamo che diventa difficile da affrontare. Sulla preoccupante sarei un po' meno preoccupato, perché le evidenze scientifiche dimostrano che l'Omicron rispetto al Delta è 6 volte più contagioso. Ricordo che il Delta era 10 volte più contagioso dell'Alfa e comunque il virus, l'evoluzione del virus che cerca di diffondersi quanto più può. Dal punto di vista della malattia è altresì provato, soprattutto ai dati di Israele che ha fatto la terza dose prima di noi, adesso sta partendo con la quarta, che la malattia, cioè chi si positivizza eventualmente sono pochissimi, sono circa il 10%, con la terza dose si positivizzano solo il 10%, non hanno nessun sintomo che può essere superiore a un raffreddore, quindi stiamo parlando di mal di gola, di febbre, stiamo parlando di pochissimi giorni, tant'è che il Comitato Tecnico Scientifico oggi dovrebbe modificare la normativa sul tracciamento e quindi ridurre un po', perché con i numeri che stanno crescendo, ma non ad Agrigento, in tutto il mondo ovviamente come sapete, si bloccherebbe tutto il mondo. Si riaprirà il reparto Covid ad Agrigento, commissario? Cercheremo di fare in modo che non avvenga questo, però abbiamo in questo momento 40 posti occupati in medicina, circa 40 posti. Adesso devo andare a verificare quello che succede oggi, mi parlavano di 5 dimissioni per oggi, però si sta riempiendo Ribera. A Ribera. Ecco, per adesso abbiamo solo Agrigento. Ribera e io vi sto dicendo, se non riempiamo Ribera, ovviamente facciamo in modo che Agrigento non si apra. Però per evitare che la gente possa parlare di campanilismo, perché non vogliamo limitarci a Ribera? Perché su Agrigento si curano i non Covid e stiamo recuperando le liste di attesa, perché il recupero delle liste di attesa che si sono rallentate durante il periodo Covid è uno degli impegni importanti che dobbiamo mantenere per curare le persone. L'appello è sempre quello. Allora, l'unico appello nuovo che farò domani quando avrò la registrazione è quello della FFP2, perché è provato che questo Omicron con quella chirurgica la vede come una barzelletta, quindi passa tranquillamente, quindi tutti noi ce l'abbiamo qua dentro, ma adesso dobbiamo abituarci. Per fortuna che è inverno, quindi l'estate sarebbe stato un po' drammatico. Abbiamo completato un percorso che già in verità era iniziato negli anni precedenti, riguardo alla stabilizzazione dei lavoratori precari che oggi
che oggi grazie sia all'intervento legislativo che c'è stato, che ha prorogato i termini della legge Madia fino al 31 dicembre 2022, ma grazie anche al lavoro che è stato svolto all'interno dell'azienda, questo processo di stabilizzazione vede interessate come figure professionali e dirigenziali del comparto 50 unità. Vi posso assicurare che non è stato un lavoro facile da portare a compimento, perché nell'anno 2020 e anche nell'anno 2021 la prevalenza dell'attività amministrativa è stata improntata al Covid. Noi abbiamo incentrato prevalentemente la nostra attività nelle assunzioni di medici e infermieri e operatori sociosanitari per assistere i vari centri che sono dislocati in tutta la provincia, ma non potevamo naturalmente essere presenti solo sulla vicenda Covid e abbiamo dovuto anche mettere in campo tutte queste iniziative. È il servizio personale che, come dire, è il cuore principale di queste attività, dal dirigente ai collaboratori, a tutti quelli che hanno messo in campo e hanno speso le loro energie, ci hanno dato oggi la possibilità di comunicarvi quello che è il risultato finale del lavoro che è stato svolto. 50 lavoratori in più rispetto a quelli precedenti è un numero che ci soddisfa e che mette le persone nelle condizioni di avere definitivamente il senso di appartenenza, non che fosse mancato prima, ma oggi naturalmente è ancora più stringente, per affrontare un anno 2022, l'anno 2022, sperando di, come dire, risolvere e combattere questa fase pandemica.